Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Biagio Pinina di Arzachena. È la terza giornata del campionato di promozione Girone B, primo turno infrasettimanale di questa stagione. L'Arzachena affronterà nella giornata odierna il Lipunti. Comunque l'Arzachena ha già recuperato palla con Fernandez per Massafra che si gira bene sul diretto avversario. Massafra entra in area di rigore, affrontato da Pilo, il pallone in mezzo e poi viene anticipato Bonivardi. Mette in movimento Zinello, prova a giocare in verticale ma Stendardi chiude tutto. Stendardi poi è pressato da Zinello e Tuccio che gli portano via il pallone. Tuccio riesce a mettere il pallone dentro per Salaris, suo tiro sul primo palo blocca Copetti, poi mette il pallone in avanti a cercare lo scatto di Bonivardi. Bonivardi ci prova di prima intenzione, palla sul fondo. Tanto adesso manovra sulla destra degli punti con Pireddu, prova ad andare via Pireddu, riesce a mettere il cross al centro per Zinello, Copetti l'alza sopra la traversa, grande occasione per il Lipunti. Vischio del signor Corrias, batte Donati direttamente verso la porta, Murru l'alza sopra la traversa, con Oggiati e Buonacquisti in mezzo all'area, qui il cross verso il centro dell'area, Buonacquisti di testa e la palla viene respinta sulla linea. Battuta lunga, a cercare Greggio, anticipo di Tuccio, poi Saggia ancora per Greggio, c'è Bonivardi, tutto solo, entra in area di rigore, Donati, palla fuori, clamoroso, ha fatto tutto bene Donati, si era inserito bene da sinistra, ha messo a sedere il suo diretto avversario, ha provato a sorprendere con un pallonetto Murru in uscita. Dopo questo rinvio di Coppetti, ecco fischietto alla bocca per il signor Corrias che manda le squadre negli spogliatoi. Al Biagio Pinina finisce a reti inviolate.